saluto a tutti i follower di MDN Veneto. Oggi 14 settembre, primo giorno di scuola in Veneto. Abbiamo preso parte alla conferenza stampa in videoconferenza organizzata dalla ULSS 9. Il direttore generale Pietro Girardi ha reso possibile questo collegamento con partecipazione in presenza del presidente della conferenza dei sindaci Flavio Pasini, del presidente della provincia di Verona Manuel Scalzotto e del sindaco di Verona Federico Sboarina. È stato fatto il punto della situazione di questo inizio di giornata che si è svolto con totale sicurezza e senza momenti di criticità. Ascoltiamo subito le parole del direttore Pietro Girardi. Ed è veramente un po' un primo giorno di scuola per tutto, perché abbiamo riaperto le scuole dopo tanto tempo che erano chiuse. È un banco di prova importantissimo che verificherà in modo importante la responsabilità, il senso di responsabilità di tutte le parti che tornano a scuola, ma tornano con delle regole che in qualche modo sono un po' diverse. Abbiamo visto, perché ognuno di noi stamattina magari avrà accompagnato i propri ragazzi a scuola, che ci sono delle novità, ci sono tante piste ciclabili e tante piste pedonali in più, quindi l'approccio proprio è stato completamente diverso. Io da dove vengo ho visto per esempio che ha funzionato benissimo lo scaglionamento degli ingressi nei diversi plessi scolastici, non ci sono state, almeno a casa mia, delle file. Le regole che dobbiamo utilizzare sono sempre le stesse, quindi importantissimo la mascherina, ma al di là del fatto che possa essere fornita direttamente dalla scuola piuttosto che dalla famiglia, insomma, ecco, questo secondo me è proprio una delle cose, la mascherina piuttosto che la temperatura, insomma, dobbiamo tutti quanti darci una mano. I primi giorni saranno giorni di rodatura, ma sicuramente poi tutto quanto funzionerà come gli italiani sanno ben fare. La parola poi è passata al sindaco di Nogara, Flavio Pasini, che è presidente della conferenza dei sindaci. Ecco, io dico solo che dobbiamo fare un in bocca al lupo ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti e agli insegnanti, perché anche loro fanno parte di questa grande famiglia, fanno parte di questa squadra che deve dialogare e dire le cose come stanno. Solo in questo modo riusciremo ad affrontare i problemi man mano e cercare tutti assieme di risolverli. Grazie a tutti. Intervento del sindaco di Verona Federico Sboarina, che ha fatto il punto sulla situazione sulla città di Verona. Intanto buongiorno a tutti. Io vi do anche un po' reso conto, al di là di ritornare sulle parole di Flavio, di questa squadra che si è creata per necessità inizialmente con l'inizio del Covid, ma poi insomma è andata avanti, ha cominciato a rodarsi, a lavorare veramente bene. Vi do anche un piccolo resoconto, perché stamattina io dalle 8 che giro da una parte all'altra della città per verificare tutta una serie di cose rispetto alle nostre scuole, gli asili, le materne, ma sono stato anche nelle scuole elementari di cui noi curiamo l'edilizia scolastica. Allora, il primo dato che è quello del traffico. Ovviamente c'era una grande preoccupazione, insomma, il trasporto pubblico locale, la diminuzione del 20% della capienza dei pullman. Devo dire che gli inviti molto pressanti, anche fatti nelle ultime settimane, con l'inserimento, tra l'altro, non solo gli inviti di tante corsie ciclabili in aggiunta alle piste ciclabili, l'invito ad utilizzare il trasporto pubblico, insomma, questa mattina i riscontri che ho, tutti i report e le relazioni da parte della polizia locale, adesso dobbiamo aspettare ovviamente l'uscita dalle scuole, ma l'entrata è andato tutto assolutamente liscio. Secondo tema, quello all'interno degli istituti. Devo dire, io ho fatto essenzialmente, soprattutto i nostri, quindi nidi e materne, dove noi abbiamo adottato un protocollo che è anche ulteriore rispetto a quelle che sono, diciamo, le norme previste dal governo. E anche qui devo dire le cose sono andate molto bene. Nidi e materne con tantissimi bambini, e anche qui un secondo ringraziamento, perché tantissimi insegnanti, tantissime educatrici mi hanno detto: guarda, i bambini che non vedevamo da mesi sapevano alla perfezione come lavarsi le mani, il pollice, cioè sono arrivati assolutamente, il che significa che a casa è stato recepito il messaggio, sono stati recepiti gli inviti, sono state recepite le informazioni, e tutti questi mesi devo dire che sono serviti a far crescere una formazione e una capacità poi dei genitori di trasferire ai propri figli, anche e soprattutto ai più piccoli, per cui stamattina le educatrici ci hanno detto non abbiamo dovuto praticamente spiegare quasi niente, perché sapevano già tutto.
A seguire l'intervento del presidente della provincia Manuel Scalzotto, che ha fatto il punto sulla provincia di Verona. Intanto vi porgo il saluto, poi diciamo che così in provincia sembra abbia retto l'impatto di questo delicatissimo primo giorno di scuola. Il sindaco l'ha definita specialissima, io lo definirei delicatissimo come primo giorno di scuola per tutti, non solo per gli studenti, anche per gli insegnanti, amministratori, ASL. Credo sia stato per noi un nuovo primo giorno di scuola. 51 istituti della provincia, non dappertutto siamo in presenza, in alcune situazioni abbiamo dovuto così fare la didattica, proporre la didattica a distanza, in rotazione, e prevedere alcune tensostrutture temporanee che verranno poi sostituite nel corso del tempo da dei moduli scolastici che potranno dare così, faranno funzione da aula per gli studenti. Qui va un grande ringraziamento a tutte le strutture. ASL, se penso al provveditore, il preside, questa mattina come sindaco naturalmente sono andato a visitare le scuole di Colonia Veneta e ringrazio il dirigente scolastico Agostini, che nei giorni scorsi anche lui a spostare i banchi un po', non so se faceva invidia o dava fastidio ai bidelli, ai lavoratori, no, perché veramente ci siamo impegnati tutti, anche la struttura comunale, così immagino completamente mi sono rivisto in quello che raccontava il sindaco di Verona. Buon anno scolastico, cosa dire di più? Dopo le domande dei colleghi in presenza o in videoconferenza, il direttore generale Pietro Girardi ha fatto i suoi saluti e i suoi auguri a tutti gli ospiti. Diciamo che è il primo giorno di scuola, però non è il primo giorno di Covid, quindi tutti quanti sappiamo più o meno come comportarci, e l'applicazione, come dicevo prima, di quelle misure nel quotidiano anche della scuola sono importantissime. Bene, se non ci sono altre domande, torniamo tutti quanti al lavoro. Buona giornata a tutti. Mayday, Mayday, up in shoot, Mayday.